Bentornati su Real Napoli Football. Ragazzi, stiamo affrontando questa divisione 6 che si sta allungando un po' troppo. Veniamo da una brutta sconfitta con l'Inter in cui abbiamo giocato veramente male, ma nonostante tutto proveremo sempre a disegnare calcio per voi qui su eFootball con la squadra reale del Napoli. E ragazzi, dobbiamo riprenderci, indubbiamente. Veniamo da un pareggio contro la Juve, pareggiata al cardiopalma, e una sconfitta contro l'Inter meritata, infatti non posso dire nulla. Intanto avversario trovato, Napoli-Juve. Torniamo a giocare con la Juve o con la San Birrettese in questo caso, che usa la Juve. Torniamo a giocare in casa e vediamo cosa riusciremo a combinare questa volta. Vedo un Pempè che è un po' di tempo che non lo affronto. Intanto parte Mario Rui che sta sempre male, mamma mia, io panchina a morire delle vacche, vabbè. Nostra squadra titolare, a parte Mario Rui che non giocherà ma giocherà Olivera, è tutto ok. Vediamo se riusciamo ad andare in questa partita fondamentale, anche perché io onestamente mi ha cagato giocare in divisione 6, quindi proviamo a dare una sterzata. Imperativo cercare di giocare bene. Ci proviamo. Osimhen, Lobotka, palla per Olivera, corre Olivera, vede Zielinski che appoggia ad Anghissa, palla per Lobotka, dentro per Osimhen che si gira, allarga per Kvara Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, doppio dribbling di Kvara, la palla finisce ancora ad Olivera che crossa in mezzo, c'è Osimhen che incorna, la palla va fuori di non moltissimo. Can si salva. Partiamo forte. Partiamo estremamente forte. Can non so che vuole fare. Vuoi rilanciare, non vuoi rilanciare. Sono a casa, un caffè. Can rilancia Rrahmani, svetta Rrahmani, la palla arriva quasi ad Osimhen, ma non sta giocando? Osimhen allarga per Matteo Politano, si sta giocando Politano, prova il cross, c'è Osimhen! Alta di poco, palla per Osimhen, alta di poco. Conclusioni del genere possono diventare imparabili, la difesa è stata fortunata in questa occasione. Can, rilancio lungo ancora, la palla verso Lukaku, Ostikar da disturbare, Lobotka recupera palla per Olivera, dentro per Kvara Kvaratskhelia che appoggia per Zielinski che ancora vede Kvaratskhelia che prova il cross dalla tre quarti, c'è Osimhen che incorna ancora, terzo colpo di testa, ancora fuori. Ci sta provando Victor. Ci sta provando Victor. Il rovescio della medaglia è che sono anche difficili da sfruttare per i compagni. Bene, bene. Oliviero Can. Ancora rilancio lungo. Ancora verso Lukaku. Anzi, Mbappé. Ancora Ostikar a dare fastidio a Rrahmani a recuperare palla. Anghissa recupera palla. Attenzione, Anghissa ha tempo per ragionare e la dà verso Politano. Palla per Politano che stoppa. Politano, il cross in mezzo di sinistra. Anghissa ancora fuori. Incredibile. Il quarto colpo di testa buttato fuori. Questa volta la Zamma Anghissa. Can rilancia. Lobotka, è impossibile che vinca il contrasto di testa contro Lukaku. Giannino Di Lorenzo, poi Anghissa appoggia dietro verso Meret che rilancia lungo verso Osimhen che non arriva sulla palla. Attenzione Kvaratskhelia, Osimhen 1-2 con Kvara, se ne va Kvara, si ferma Kvara, dribbling di Kvara, cross di Kvara, Can, Lobo, colpo di testa, Giannino Di Lorenzo, palla verso Politano, niente da fare. Rrahmani, attenzione, doveva ripartire la Juve, Rrahmani a chiudere, mamma mia, si fa imbucare Olivera, qui palla per Lukaku e Meret se lo divora e rilancia subito verso Osimhen che però a spizzare non ci riesce. Anghissa sporca e Lobotka recupera Zielinski, palla magica per Kvaratskhelia, se ne va Kvaratskhelia, la parata di Can, parata fantastica di Can sul tiro di Kvaratskhelia.
Politano vede Di Lorenzo che la dà poi ad Anghissà, che si gira al cross in mezzo. Zielinski non colpisce per un centimetro. Can, palla verso Lukaku, Ostergaard prova a dargli fastidio, niente da fare. Del Piero chiude Di Lorenzo, niente da fare. Oli, errore pazzesco e gol di Pempè. Errore pazzesco di Olivera, ragazzi, gol di Mbappé. E andiamo subito sotto con un errore madornale di Olivera. Kvaratskhelia, palla per Lobotka, errore di Lobo a centrocampo che però recupera subito palla per Osimhen, Osimhen dentro per Zielinski che prova a ridarla subito ad Osi, niente da fare, si gira Kvaratskhelia, cross di Kvara, c'è Politano dall'altro lato, niente da fare. Di Lorenzo si gira Giannino, va centrale verso Lobotka che allarga verso Kvaratskhelia, 1-2 con Olivera, Kvaratskhelia prova il cross, Kvaratskhelia, c'è Osimhen, niente da fare. Anghissà non riesce a spizzare la palla e poi Ostergaard questa volta verso Rachmani, palla per Zielinski, Olivera che ha qualcosa da farsi perdonare, dalla palla a Kvaratskhelia, Kvaratskhelia entra in area, Kvara, il cross, Can troppo sul portiere. Oliver Kahn prova a rilanciare lungo ancora, c'è Ostergaard che deve andare a contrasto con Lukaku e alla meglio scende Anghissà, palla per Osimhen che si gira dalla parte giusta, fermato poi senza fallo. Rachmani, break a centrocampo, poi palla direttamente per Osimhen che era probabilmente in fuorigioco, quindi meno male che la palla non è passata. Passa qui per Pempè, Merette che Lukaku appoggia, facile, in porta. 2-0 Juve. 2-0 Juve. Hanno trasformato una situazione difensiva in un contropiede in pochissimi secondi. Veramente un'ottima giocata. 2-0 Juve, ragazzi. Molto male, molto male. Olivera, Kvaratskhelia prova ad appoggiare per Zielinski, Zielinski se ne va, entra Zielo, attenzione, Zielinski dentro per Olivera, cross di Olivera, c'è Anghissà che ancora mette palla fuori. Anghissà, ennesimo colpo di testa di Anghissà, cioè del Napoli, che buttiamo fuori. Incredibile, ragazzi, quante occasioni da gol abbiamo già sprecato in 38 minuti, mentre loro con 2 contropiedi ci hanno purgato. Lobotka verso Kvaratskhelia, Osimhen si gira, appoggia per Piotr Zielinski, scende Zielinski va dietro verso Osimhen che sfonda la porta e accorcia le distanze. Victor Osimhen, bella azione, Zielu per Osimhen e accorciamo le distanze prima della fine del primo tempo. Lobotka, Ostergaard, Zielinski, attenzione, Zielinski appoggia per Kvaratskhelia, 1-2 con Zielinski, se ne va Kvara che la ridà ad Anghissà, ancora palla per Kvaratskhelia, fantastiche triangolazioni, Can chiude tutto. Stiamo provando a fare un piccolo miracolo. Rachmani, palla per Zielinski, dentro per Kvaratskhelia, Osimhen si gira bene, dentro per Politano, la palla non arriva a Politano, attenzione, Lobotka, break di Lobo, Politano dentro per Osimhen, fermato ancora, attenzione, recupera palla però Giannino Di Lorenzo, Osimhen si gira, Osimhen dentro per Kvaratskhelia. Conclusione pressoché impossibile. Can rilancia lungo ancora con Di Lorenzo che prova ancora a prendere palla, niente da fare, finisce il primo tempo 2-1. stiamo provando a raddrizzare una partita complicata in cui abbiamo mamma ragazzi 8 tiri, un gol, loro 2 tiri, 2 gol, assurdo, assurdo, assurdo. Si riparte ragazzi, si riparte, dobbiamo continuare ad attaccare come stiamo facendo. Lukaku, Lobotka, ci mette una pezza e poi recupera palla Olivera, Kvaratskhelia si ferma a cavare la ridata Olivera che appoggia Zielinski,
Zielinski ancora per Olivera, prova ad andare dentro, Anghissa, niente da fare, Olivera non riesce a recuperare palla, niente da fare. Zielinski deve chiudere sulla posizione di Olivera, siamo un po' scoperti, ma Rachmani, ma porco... Ostigard, mamma mia, senza fallo fortunatamente. Kvaratskhelia appoggia per Anghissa, scende Anghissa, vede Kvicia che col tacco prova a servire Zielinski, recupera palla, Olivera, fantastico palla per Zielinski che vede dentro Kvaratskhelia che crossa in mezzo, colpisce il difensore ed è calcio d'angolo, ragazzi. Ci facciamo vedere. Ci facciamo vedere. Lobotka, vede Osimhen, attenzione Osimhen, niente da fare. Ostigard, palla per Di Lorenzo dentro per Anghissa che crossa in mezzo, c'è Kvaratskhelia, niente. Zielinski prova a contrastare, niente da fare. Olivera e riparte, attenzione Lukaku, ma chiuso da Ostigard, fantastico Ostigard qui che evita un'azione pericolosissima. Zielinski, palla per Anghissa, Olivera, ancora Zielinski che allarga per Kvaratskhelia che prova a crossare basso, attenzione arriva Anghissa, pareggio di Zambo Anghissa, pareggiamo la partita, ragazzi, 2-2, la riprendiamo con Zambo Anghissa, i due che si sono mangiati un sacco di gol alla fine riescono a segnare. Attenzione Lukaku, Rachmani, palla per Zielinski, dribbling di Zielu che poi allarga per Kvaratskhelia, la palla non arriva a Kvara, deve tornare Olivera assolutamente. Ossia fuori gioco di Lukaku qui, fuori gioco di Lukaku, dai cazzo, Meret rilancia lungo Meret verso Osimhen che prova a colpire la palla, non riesce Ostigard, deve chiudere su Pempé, recupera anche Olivera, c'è Di Lorenzo lì, non so perché, Lobotka fuori, Zielinski allarga per Olivera, scende Olivera dentro per Kvaratskhelia che prova a dare subito ad Osimhen, niente da fare, arriva Lobo, attenzione, break di Lobo, Kvaratskhelia, dribbling di Kvara, allarga per Zielinski al cross per Osimhen che per poco non arriva, Lobotka, piccolo break, non riesce, attenzione break di Rachmani, Olivera, attacco per Zielinski verso il centro del campo, Anghissa appoggia per Kvaratskhelia, anche se Anghissa stava entrando Kvara, dribbling di Kvara, attenzione palla finisce a Zielinski dentro per Osimhen, un po' troppo complicata qui probabilmente. Lobotka, palla per Anghissa, Kvaratskhelia, Kvara si ferma, vede Olivera sperando che non è fuori gioco, sembra di no, Olivera il cross in mezzo, c'è Zielinski, ancora palo, ancora traversa, incredibile, arriva Di Lorenzo dalla distanza, stava per fare un gol fantascientifico il capitano, stava per fare un gol fantascientifico il capitano, ragazzi, incredibile. Attenzione Olivera prova ad andare a contrasto Lobotka, Osimhen appoggia per Zielinski, prova a penetrare Zielinski dentro per Osimhen, perde il tempo Osi qui, troppo lento, Di Lorenzo non riesce a chiudere, poi Lobotka, se ne va Lobo, appoggia per Giannino Di Lorenzo, il capitano scende, Giannino Di Lorenzo, Zielinski, fallo su Giannino, attenzione di Beckenbauer, guadagniamo punizione, vediamo se posso fare qualche cambio io perché sono molto stanchi chiaramente. C'ho Cajus e poi giocare al posto di Lobo, anzi al posto di Zielu, anche Anghissa è stanco, sono stanchi. Al posto di Anghissa, Cajus, Gaetano, la botta, Raspadori sta bene, metto Raspadori al posto di Politano, eccolo qua, Raspadori al posto di Politano, e poi chi c'ho? Simeone, Zerbin. No, va bene così. Va bene assolutamente così. Bene così, ragazzi. Mettiamo un po' di forze fresche. Cajust e Raspadori, che è un po' che non gioca Raspadori con noi. Con me.
Chissà quali saranno gli effetti sulla partita. Attenzione, Lobotka, passaggio stranissimo. Lobo questa volta va da Zielo. Si gira Osimhen che allarga per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia cross strano verso Khan, che fortunatamente fa quasi una mezza cagata. Kajust, Olivera, errore di Olivera. Stanno provando a cambiare il risultato fino all'ultimo. Attenzione Rachmani, si gira Rachmani. Attenzione Lobo, palla per Kajust che appoggia per Osimhen che allarga per Raspadori. Raspadori, il cross di Raspadori, c'è Kvaratskhelia, Khan, libera Khan, attenzione Lobo, recupera palla Lobo, dentro per Osimhen, Kvaratskhelia, 3-2, Kvaratskhelia, ci porta in vantaggio, Kvaratskhelia dopo un assedio prolungato, ci porta in vantaggio, grande Kricha. Grandissimo Kricha, ragazzi. Lobotka appoggia per Meret che può tenerla lì. Passiamo a un assetto equilibrato. Meret rilancia lungo e poi Osimhen prende palla, lotta a centrocampo, non riesce a fare nulla. Lobo, attenzione Pempe, ma Rachmani, fantastico. Poi allarga per Kvaratskhelia. Kvaratskhelia ha provato a cambiare, non è riuscito purtroppo. Meret esce. Blocca la palla Meret e rilancia ancora lungo verso Osimhen che prova a girare per Raspadori che riesce ad appoggiare per il capitano dentro per Kajust che la dà ad Osimhen. Grandissima palla per Osi dentro per ancora Di Lorenzo, se ne va Di Lorenzo, incredibile Di Lorenzo, palla da trequartista per Kvaratskhelia che di testa la consegna a Khan in questo caso. Rilancia Khan, Olivera, colpisce Olivera, Zielinski scambia con Kajust, si gira Osimhen, palla per Raspadori che tira, Khan, ancora Khan, sempre Khan, comunque Khan, Olivera, ancora, attenzione prova ad attaccare la Juve, Rachmani, fantastico, Kajust e finisce qui ragazzi, ci portiamo a casa una vittoria incredibile, in rimonta, contro la Juve. E con la prossima partita possiamo provare ad arrivare finalmente in divisione 5.